questo nuovo apparecchio consente di gestire meglio e con maggior sicurezza il paziente che ha delle certe limitazioni. Nel senso che noi invece di dover talvolta, come succede in altre apparecchiature, spostare il paziente in base alle esigenze della proiezione che vogliamo ottenere a fine diagnostico, noi possiamo spostare la macchina, cioè i vari elementi della macchina con movimenti robotici si muovono su tutti i piani e riusciamo in questo modo a posizionare la macchina invece del paziente, adattare la macchina al paziente e il paziente alla macchina. L'innovazione tecnologica è una componente essenziale per rendere i nostri ospedali all'avanguardia, per dare delle risposte importanti anche per il personale impegnato, che può quindi avere anche tempi più brevi di realizzazione, esami più perfetti, quindi con grande soddisfazione per i pazienti. Che importanza ha questo nuovo macchinario per la nostra ASL? Guardi, è una macchina importantissima perché è quella che permette di effettuare tutta la diagnostica tradizionale su tutti i segmenti, ma anche sugli organi principali. È una macchina che dà un valore aggiunto all'attività svolta dai nostri professionisti, che sono già professionisti di grandissimo valore, ma perché li agevola nelle operazioni di presa in carico del paziente, magari politraumatizzato, che può essere movimentato con l'uso della tecnologia robotica. È un'apparecchiatura meravigliosa. Tu metti la barella e poi si può girare in qualsiasi momento. È costata 240.000 euro e spero che risolva molti problemi. L'ho detto prima, che in radiologia tanti problemi si risolvono, ma non si possono risolvere tutti. Speriamo che con questa macchina se ne risolvano molti.